Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno Luigi, a te la linea. Grazie Natalia e grazie a Radio Libertà. Mi chiamo Senatore, voi lo sapete, gestisco l'Ufficio Rapporti Sociali, che è un'associazione al servizio dei cittadini. Oggi faremo parlare tutti o la maggioranza dei collaboratori per spiegare quali saranno le opportunità del 2026, di quest'anno nuovo, che per alcuni è iniziato in un modo, per altri magari va. Beh, comunque, noi siamo a None, in via Volvera 3, e siamo presenti il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, dalle 14 alle 16, su qualunque tipo di problema riguardante le opportunità richiedenti dai cittadini. Dico qualunque tipo di problema nel senso che noi trattiamo patronato, servizi sociali, legali, condominiali, CAP, eccetera, e fanno parte con noi dei club come per esempio l'Automobile Club Canavese, Registro Padano Veicoli Storici, il Motorway, il Delta One, l'Automoto Club Romagna, Zaccamoto, Registro Padano Veicoli Storici, Registro Italiano Veicoli Storici. Tra l'altro oggi appunto Claudio Lipodio è assente perché è all'estero, però state tranquilli che rappresenta ed è sempre attivo e sarà con noi continuamente d'ora in avanti. Perciò con tutti i club, poi abbiamo anche disabili che sono associati con altri club di disabili per parlare delle novità che ci saranno penso quest'anno, e credo che il presidente Gianni Ferigo ci spiegherà se sono campionati italiani, mondiali, europei. Insomma, si parlerà di quello che facciamo, quello che ci aspetta e come potremo farlo. Ubaldo De Maria ci parlerà per quanto riguarda le auto, le macchine, come grande pilota, poi soprattutto l'ingegner Diego Cudia, al quale io ce l'ho un po' contro perché lui si interessa dell'elettrico, con quello che sta succedendo e quello che succede non è sempre favorevole, e l'architetto Arturo Caligaro, che vale il doppio di me e ci vuol poco, ed è il migliore, ci spiegherà anche, oltre che a livello tecnico, anche a livello politico. Quindi per avere con noi adesso posso dire anche che chi volesse parlare può chiamare il filo diretto allo 02 92 94 7222 oppure mandare dei messaggi al 340 67 09 659, chiedere, fare domande e poi noi senz'altro con le persone giuste vi risponderemo. Il primo al quale chiedo scusa è, come sempre, è un grande uomo. Faccio chiedere a lui come sarà il 2026, mi riferisco a Boeri Achille, che per noi è un Babbo Natale, ma è anche un personaggio che ci deve parlare, mi pare, anche di un nuovo libro, perché i nostri collaboratori scrivono dei libri, fanno delle dichiarazioni, ma nessuno ne parla, nessuno le conosce. Allora noi li facciamo spiegare, facciamo dire bene come stanno le cose, a chi rivolgersi e come prenderle. Grazie Achille per essere già in collegamento, ti chiedo scusa, ma ne ho approfittato per spiegare bene com'è la nostra associazione, come funziona ormai da più di 30 anni, e quindi a te la parola Achille, come va? Grazie Luigi, innanzitutto ti esprimiamo la nostra vicinanza e vorrei fare gli auguri a tutti i radioascoltatori sia come Babbo Natale che come persona. Oggi ho due argomenti che mi interessano e mi stanno a cuore. Il primo è un libro Senza limiti, scritto da Gianni Ferigo, il presidente dell'Associazione Senza Limiti, e Giorgio Uggero, storia di un padre di una famiglia che cambia il mondo per un figlio speciale. Diciamo che si parla di Maurizio, il nostro amico comune, che è deceduto ed ha lasciato la famiglia in profondo dispiacere. Diciamo che la storia di un padre e della sua famiglia che cambiano il mondo
per un figlio speciale e assaporando ogni momento buono della vita. Diciamo che io consiglio questo libro che si chiama Maurizio, proprio perché è un libro che serve per far capire a noi normodotati cosa vuol dire avere un diversamente abile in famiglia. Diciamo che vi leggo la parte finale perché è molto interessante la conclusione del libro. Non ci sono persone di serie B, non ci sono genitori incapaci e non ci sono ragazzi sconfitti dalla vita. È dura, è terribile, ma è un esempio di consapevolezza che deve essere chiaro a tutti. Ognuno potrà comportarsi come può e crede. Meglio, ma Maurizio e la sua famiglia sono stati la prova inconfutabile che esiste una forma di bellezza anche in una situazione drammatica. Non per tutti sarà possibile, non per tutti la naturale patologia di un disabile sarà gestibile purtroppo e sarà impietosa e dura la vita sia del disabile sia dei genitori. Ma per tutti esiste l'esempio della vita di Maurizio e Gianni che si potrà prendere come riferimento. Quando non è possibile, detti frettolosamente, saranno stati smentiti quanti non può farlo, detti come vuota assolutezza, saranno stati confutati. Diciamo che io vi consiglio questo libro di Senza Limiti, che è Maurizio, e diciamo proprio per la persona che ho conosciuto per almeno 25-30 anni, e diciamo che quando andavo al gruppo di Senza Limiti con il mio vestito a Babbo Natale era un periodo dove io mi sentivo il settimo cielo, perché tutte le persone venivano a salutarmi, a baciarmi, il nostro Babbo Natale ci pensa sempre. Diciamo che il dare qualcosa per le persone che sono dietro le nostre spalle non si capisce l'importanza di questo intervento, ma per me è molto importante perché realizzi anche qualcosa per te stesso. Poi la seconda parte del mio intervento riguarda la società Crocetta di basket. Diciamo che io faccio parte anche di un gruppo che si chiama Genetics del basket, dove ci sono rappresentanti di ottantenni, 99 anni, eccetera, di tutte le categorie del basket. E siccome la Crocetta è un centro che è stato molto importante per 75-80 anni, è un centro salesiani che da via Piatti si trasferirà, speriamo, in via Malta per continuare l'attività. Per me è un grande dispiacere il trasferimento dell'attività da via Piazzi a via Malta. Prima come arbitro, per avere trascorso molti sabati pomeriggio e molte domeniche mattine a dirigere le loro partite, e poi come padre, perché diciamo mio figlio ha giocato alla Crocetta e poi è diventato allenatore, e sicuramente la sua formazione personale è stata indirizzata da questa presenza della Crocetta. Infatti dalla Crocetta sono usciti tanti grandi personaggi torinesi che si sono formati alla Crocetta: medici, chirurghi, imprenditori, ingegneri, dirigenti, politici, eccetera. Cioè gente che realmente anche a Torino sta dando tanto e ha dato tanto. Diciamo che anche come sportivo, quando c'è un gruppo che deve lasciare per trasferirsi, eccetera, per noi è una grande perdita, anche perché la Crocetta è uno dei più bei campi di basket del Piemonte. Ricordo delle persone che mi stanno a cuore, diciamo Don Pietro e lo zio Baglini, che era un laico
che seguiva il basket completamente. Era una persona che tu non la vedevi, ma c'era. A un certo punto, quando arrivavo, buongiorno signor arbitro, come stai, eccetera, eccetera. Diciamo, poi la crocetta è anche legata al mio cuore, perché è stato il secondo tempo più bello della mia vita da arbitro, perché ho portato due squadre salesiane. La prima mi conosceva come arbitro, che ero molto deciso. La seconda non mi conosceva. Alla fine del primo tempo avevo il quintetto base tutto a 4 falli. Poi nel secondo tempo me ne sono usciti 2 col quinto fallo e ho avuto un applauso proprio del pubblico competente, perché avevo portato alla correttezza nel gioco. Niente, diciamo che queste mie espressioni sono espressioni personali e realmente sono sentite dal mio cuore, perché diciamo che voi sapete che io ho fatto un anno in Africa e ho visto bambini realmente camminare sulle ginocchia per la lebbra, e ho partecipato a una giornata per i lebbrosi che abbiamo organizzato alla missione di Kiremba in Burundi, dove sono stato un anno. Grazie delle possibilità Grazie a di dire te di queste essere cose. presente, Achille, poi ci sentiamo, vai, un E bacione. buona dai. continuazione. Saluti a tutti. Grazie. Ciao. Ciao, grazie anche alla nostra radio. Natalia, poverina, dovrà accettare tutte le persone, perché io penso che forse, non so se è già in collegamento, abbiamo in collegamento Gianni Ferigo per caso? Lo sto chiamando, Luigi. Ecco, chiamalo, perché lui sarebbe il papà di Maurizio, quindi sa benissimo del libro che stiamo parlando, perché anche lui è un compartecipe, soprattutto come scrittore, al di là del fatto di essere il papà, perché Maurizio è un figlio sia per me, come lo è stato adesso per lui, come lo è stato per Achille, come tutti quelli che hanno conosciuto la nostra associazione di Senza Limiti hanno visto chi era Maurizio, come si comportava e qual è adesso il suo, diciamo, esito anche continuo, perché la gente viene grazie proprio ai suoi ricordi. Se adesso Achille, se Gianni è in linea glielo chiedo, altrimenti per non fargli perdere tempo, perché senz'altro sarà impegnato, perché lui il sabato è sempre impegnato con l'associazione, possiamo parlare anche direttamente con Ubaldo, perché sono tutte persone della stessa famiglia e trattiamo tutti gli stessi argomenti, per far modo che chi ci ascolta grazie a questa Radio Libertà, che consente a tutti noi di poterci esprimere nel migliore dei modi senza problemi, e quindi continuerò a dire grazie, perché una cosa così non si è mai vista, non era ancora capitata, e il bello è che continuiamo ad andare avanti. Per caso Gianni sei in linea o c'è De Maria? Sono in linea, ti sto ascoltando, ho ascoltato tutto quello che hai detto. Allora, Gianni, noi parlavamo di Maurizio, ma non offenderti, tu sei solo, tra virgolette, il papà. Vuoi spiegarci bene cosa ha detto Achille e com'è la situazione anche del 2026 per quanto riguarda l'associazione, diciamo, di disabili con i personaggi per i mondiali? Di bene quello che hai detto a me, spiegalo alla gente, così comincia ad aprire le orecchie e a capire con chi abbiamo a che fare. Vai Gianni, grazie, vai. In questo, diciamo, prima delle feste abbiamo avuto una ragazza che stava cercando in pratica un'associazione tipo la nostra, perché lei è cieca e quindi si sta allenando col suo diciamo allenatore, però non aveva lei vuole partecipare ai mondiali, quindi però non avendo nessuno che la poteva diciamo appoggiare, non ha trovato nessuno, quindi però noi siamo riusciti a iscriverla a Roma, e in pratica adesso lei si allena con la nostra associazione
a Parco Ruffini 3 volte alla settimana dentro diciamo il parco assieme al suo allenatore, fare gli allenamenti, e quindi avremo una ragazza che per i prossimi mondiali parteciperà come senza limiti questa ragazza ai mondiali. Atletica leggera, quindi lei è molto brava, però ha 18 anni, è anche giovane, quindi noi ci teniamo moltissimo perché siamo riusciti a fargli fare quello che lei vuole, diciamo, che vuole, dove vuole arrivare, ecco. Quindi, e poi non so, Luigi ne avrà parlato, ne stiamo parlando, diciamo che io ho scritto un libro, diciamo della vita di Maurizio. Questo libro lo potete trovare in pratica su internet, con il nome di Maurizio, il mio nome è Ferigo Gianni, e quindi viene su Amazon, vi viene subito fuori quando mettete Ferigo Maurizio, Maurizio Ferigo Gianni viene fuori. Quindi se voi vi può interessare, in pratica questo libro spiega un po' tutta la vita che ho fatto io insieme a Maurizio e tutte le cose che abbiamo fatto, perché in 45 anni siamo riusciti a fare molte cose. Quindi l'associazione nostra, tutto il ricavato che viene fatto e viene dato alla nostra associazione per poter andare avanti in pratica con l'associazione, perché l'associazione è diventata ultimamente, negli ultimi anni, siamo diventati una delle prime, la prima in Piemonte e la seconda a livello Italia. Quindi abbiamo 240 iscritti ragazzi e con 14 sport. Quindi chi vuole anche venire a darci una mano, anche 2 ore alla settimana, noi le accettiamo, perché abbiamo bisogno di volontari, perché la nostra associazione è un'associazione esclusivamente solo di volontari. Quindi la nostra associazione fa tutto quello che riusciamo finora, sempre esclusivamente senza pagare un centesimo, perché i volontari in pratica vengono gratuitamente. Quindi noi ci teniamo moltissimo a tutte queste persone che ci stanno aiutando, e specialmente a Luigi, che Luigi è uno di quelli che si sta dando da fare per la nostra associazione, perché è da qualche anno che ci sostiene, perché ha visto quello che noi riusciamo a fare. Gianni, ti rubo un minuto perché il tempo vola. Puoi spiegare, perché questo te lo chiedo io, volgarmente, puoi spiegare quali sono gli appuntamenti del 2026 con la nostra associazione? Allora abbiamo tantissime cose già in pista. Allora, il 24 di gennaio faremo una tappa di calcetto a 5 a Collegno, e parteciperanno Liguria, Piemonte e Lombardia e Val d'Aosta. Il 24 gennaio a Grugliasco. Poi il 22 di febbraio organizziamo una tappa di Special Olympics in pratica a Collegno. Il 22 febbraio ci sarà una tappa di Special Olympics che tutta l'Alta Italia, vuol dire Veneto, Piemonte, Liguria e Val d'Aosta e Lombardia, vengono a giocare a Torino. Organizziamo noi la tappa, quindi speriamo che vada tutto bene. Queste sono le 2 cose che vengono in pratica proprio in questo momento. Facciamo. Mi stavo dimenticando, il 1° febbraio avremo una gara che verranno fatta a Novara. Questa gara sarà di tutti i ragazzini sotto i 10 anni, cioè in pratica tutti i ragazzini che nuotano e che riescono a fare la vasca dei 25 metri possono partecipare. È un nazionale che per la prima volta viene fatto a Novara, quindi poi speriamo che magari andando avanti, vediamo come va, potremo organizzarla anche noi. Luigi, se hai anche qualche altra cosa. Grazie Gianni, sei sempre favoloso. No, era perché la gente che ascolta questa radio, noi ci chiama lì, mi telefona al 328 07 15 232 e io dico quello che posso dire, però tu sei quello che le crea.
Achille è quello che le scrive. Adesso poi abbiamo Diego, cioè abbiamo adesso De Maria che ci parlerà anche per le mani. Cioè, noi grazie a questa associazione che è al servizio dei cittadini facciamo delle cose che per qualcuno sembrano impossibili. Comunque senti Gianni, ci sentiamo ancora sabato, eh? Adesso ogni sabato sei impegnato, non trovi più le scuse di dire bene, di no, solo anche dopo l'intervento tu devi niente, parlare. sono appena uscito dalla piscina, quindi il discorso era proprio quello. Non avendomi detto niente non mi aspettavo che mi chiamassi, quello. Vai tranquillo, Okay? un bacione. Ok, ti ringrazio e ci sentiamo, dai. Ok? Senz'altro. Grazie mille. Un bacione, grazie. Grazie a tutti. Allora, sì. No, vai pure, chiudi. Hai chiuso? Ok. Allora, se Natalia mi può dire se abbiamo in collegamento Ubaldo, perché anche lui ha delle cose da dirci, essendo un esperto, un tecnico, diciamo un professionista veramente serio. Ubaldo, ci sei? Sei in linea? Lo sto chiamando Luigi, arrivo subito. Allora, lui ci parlerà delle scelte per quanto riguarda il Delta One, come responsabile anche lui del Delta One, ma soprattutto lui è come responsabile dell'Auto Moto Club Canavese, dove fanno delle manifestazioni anche, io mi permetto di dire, non solo nazionali ma anche internazionali, e credo che lui potrà chiarirlo e spiegarselo se riusciamo a collegarci, perché poi nella seconda parte dobbiamo logicamente lasciare lo spazio sia all'ingegner Diego Cudia che all'architetto Arturo Calligaro, che ci parleranno di elettricità e di benzina e nello stesso tempo di politica, quello che grazie a questa radio col filo diretto ci consente di fare al di sopra di ogni sospetto. Ubaldo, sei in linea o non è possibile? Al momento non risponde Ubaldo, riprovo fra pochissimo. Allora chiama pure tranquillamente l'ingegner Cudia, che arriviamo prima della parte di darti un minuto di sosta per la seconda parte. Grazie. Così parliamo delle vendite auto elettriche, di quello che sta succedendo specialmente a Torino per quanto riguarda le automobili. Una volta eravamo Torino, cioè la città delle macchine, adesso se ne vede più niente, non costruiscono niente, non risalgono niente e arrivano dalle altre parti del mondo facendoci dire che loro fanno le cose migliori delle nostre. Cioè qui è stata inventata, è stata creata, sono state cedute, vendute e adesso vengono ignorate. Una città che non è più la città delle macchine, ma comincia a essere una città, secondo me, di gente che viene a fare visite, ecco, tutto lì. Però Torino non è questa. Per quanto mi riguarda, la mia età, con tutti i nostri collaboratori, per noi Torino è ancora quella di 50 anni fa, la vera città delle macchine, per ripararle, per costruirle, per usarle, e poi anche per come sono fatte, disegnate, programmate, presentate, cioè erano sempre le migliori al mondo e lo continueranno a essere, anche se adesso faranno le 500 come dicono, oppure le più piccole, però sempre con dei modelli interessanti, almeno dal mio punto di vista. Poi chiederò appunto sia a Diego che diciamo ad Arturo come la pensano. Se non c'è nessuno, possiamo allora dare la possibilità allo studio di interrompere un minuto e poi riprendiamo nella seconda parte. Cosa dici, Natalia? Dovremmo avere collegato l'ingegner Cudia. Ok. No, mi sa che è caduta la comunicazione. Lo richiamo subito. Non sento. Pronto? Pronto? Ecco, c'è l'ingegner Cudia. Hai chiamato Diego allora. Diego, grazie per aver accettato l'invito, però quando ti chiamo ti rubo sempre un minuto e poi dobbiamo dare l'intervallo. Senti Diego, grazie per aver accettato. Guarda che poi te la devi vedere col tuo caro amico Arturo,
Tu parli di energia elettrica, parli di elettrico, ma lui parlerà anche di come mai sale ancora il prezzo della benzina, perché da gennaio aumenta anche il gasolio. Voi dovete parlare di quelle cose che la gente, grazie a questo filo diretto, a questa radio, ascolta e vi segue. Cosa ne dici, Diego? Senza meno, Luigi, ti ringrazio e ti saluto calorosamente. Se dobbiamo dare lo spazio alla pubblicità, alla regia, ci sentiamo dopo. Grazie. Allora a voi regia 1 minuto e poi dopo sentirete le persone vere e tecniche cosa diranno. A voi studio. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene efficacia e disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Di nuovo a voi la linea. Grazie. Allora, Diego, mi sa che tocca a te adesso, poi con Arturo che ti ascolterà e seguiremo. Quindi ormai Natalia li avrà già avvisati entrambi. Allora, Diego, le novità che tu vedi cosa sta succedendo in questi ultimi mesi con con le macchine elettriche e quelle che vengono poi pubblicizzate nelle televisioni, no? Sai che adesso mettono in palio le auto elettriche, ecco, ma questi 700 punti per ricarica, secondo te, quando li faremo? A che comune bisogna rivolgersi? Con quale politica possiamo risolverli? Perché tu inventi, tu è come se avessi 1000 persone che devono mangiare, però non c'è neanche un cuoco che fa da mangiare. Allora, gente che ha fame ne hai 1000, ma gente che fa da mangiare non ce n'è. Come la mettiamo, Diego? Vai. Sì, hai detto bene. Poi tra l'altro ho ascoltato anche prima le ultime parole, le ultime frasi del tuo intervento che parlava della Torino come capitale dell'automobile. Magari faremo una piccola chiosa su questo argomento. Effettivamente le televisioni, le radio anche, i giornali comunque stanno, come si dice, battagliando per promuovere, e vengono anche regalate, date in palio, automobili elettriche e anche ibride, ma soprattutto anche quelle elettriche, perché c'è una vera e propria, chiamiamola, campagna di sensibilizzazione, cioè anche per offrire, ecco, anche se poi io ho conosciuto gente che ha vinto le auto elettriche in concorsi e poi l'ha vendute proprio perché, come dicevi tu prima, poi non trovava il posto e non poteva ricaricarle. E quindi mi allaccio a quello che hai detto. Tra l'altro non è solo chi vince le auto elettriche che poi le dà via, ma anche chi le vuole comprare pensando che il comune dove risiede
avesse dato, poi l'avesse deliberato, e qui poi lanciamo il collegamento con l'architetto Arturo Calligaro, il comune di competenza, il comune dove risiede, avesse in qualche modo promesso di creare delle colonnine, dei punti di ricarica, ma poi per motivi più svariati, potrei elencarne qualcuno, ma ce n'è tanti altri, non si è più fatto, non si sono più fatte. E quindi, come ho sempre detto, diventa poi una questione, il mercato arriva fino a un certo punto e la gente vuole acquistare auto ibride ed elettriche, anche perché comunque, mi collego sempre a quello che hai detto tu, e da quest'anno l'aumento soprattutto del gasolio, che è il maggior vettore per i veicoli, comincia a diventare in qualche modo interessante e pesante. Ricordo sempre anche ai radioascoltatori che comunque il gasolio è il 70% utilizzato dai veicoli pesanti per le proprietà, per le caratteristiche, ecco, e per le auto piccole, per le automobili, se la vede quasi al 50% con la benzina e in questo caso con benzina / elettrico. Quindi insomma piano piano si sta, la percentuale di automobili si sta un pochino quasi pareggiando, ecco. L'aumento del gasolio lo sanno tutti ormai, l'aumento dei carburanti è destinato a salire, perché siamo in un periodo in cui comunque sappiamo tutti, con le guerre, con le politiche internazionali, e in Italia, quindi in Europa, noi dobbiamo per forza comprare carburanti dai vari paesi che li producono, insomma, ecco. E quindi insomma, con tutto quello che succede, ultimamente avranno sentito i radioascoltatori, il Venezuela è il maggior produttore di carburanti, di petrolio estrattore, quindi estrattore, non produttore, estrattore di petrolio al mondo, però un petrolio un po' pesante, quindi questo vuol dire che per raffinarlo, fino a che arriverà, diciamo così, in Italia e in Europa, i costi di lavorazione saranno parecchio alti, e questo determinerà per forza di cose un aumento ulteriore dei carburanti. Faccio solo una piccola previsione, non è che voglio in qualche modo spaventare, ma potrà succedere quello. Per contro, hai detto prima bene una cosa, che Torino tu la vedi come la capitale, la città dell'auto, e ti devo dire che dal mio osservatorio motoristico sto assistendo, non potrei definirla invasione, ma un crescente interesse dei costruttori coreani, asiatici, cinesi, quindi giapponesi, per il nostro Stato, e soprattutto per il Piemonte, Lombardia e l'Emilia. Cominciano ad arrivare, hanno una maggiore spinta, favorita anche da agevolazioni, o dal fatto che ormai le grandi imprese costruttrici tipo Stellantis, Fiat e via dicendo, piano piano sono sempre più indebolite da tutta una serie di circostanze, insomma, che il pubblico anche si possono capire. Per cui insomma, perlomeno, chiaramente questo non vuol dire che insomma arrivano vagonate, container di macchine così, eccetera, ma in qualche modo da quest'anno cominceremo a vedere dei movimenti interessanti, ecco. Per cui insomma ne vedremo un po' delle belle. Tra l'altro ho visto che ultimamente, e poi Arturo Calligaro potrà in qualche modo spiegarlo meglio di me, così proprio Torino sta vivendo dei cantieri incredibili, insomma, e speriamo che questo in qualche modo agevoli la mobilità. Per quanto riguarda l'inserimento, e poi lascio la parola così, l'inserimento dell'elettrico, così la vedo ancora dura, ecco, il mercato è ancora molto molto basso, ecco. Mi pare che
non so se ho risposto a quello che non la vedo negativa, ma la vedo per ora stazionaria la situazione. Sì, va bene, ma allora facciamo così. Penso che Arturo sarà a collegamento e quindi si preparerà a rispondere, ma c'è il problema serio perché noi dimostriamo che quello che diciamo è scritto, non è inventato. Quando io ho detto perché per esempio la benzina aumenta e aumenta anche il gasolio, perché va da regione a regione. Sì. Adesso io posso spiegare ad Arturo, se è in linea, quali sono quelle dove costa di più e quelle dove costa di meno. Cioè, ma se io devo mangiare un piatto di pasta e compro la pasta a Milano o la compro a Torino, perché mi deve costare di più a Torino che non a Milano? È sempre la stessa pasta, la stessa marca, stesso prodotto. Quindi noi possiamo dire che in Basilicata, in Trento, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Valle d'Aosta, in Liguria, in Friuli Venezia Giulia, in Sardegna, in Molise va da 1 per 700, da 1,7, mentre invece dove invece la benzina costa meno, quali sono le regioni dove costa meno, no? Che la soglia da 1,7 altro litro sono invece i seguenti e sono, guarda caso, Toscana, Lazio, Piemonte, Veneto, Lombardia. Ho detto Piemonte perché sia tu che Arturo fate parte del Piemonte, mi dispiace dirvelo. Quindi Lombardia, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Campania. Ecco, queste ragioni. Voi due, Arturo, sei in linea? Per caso? Sì, ciao Luigi, sono in linea. Sto seguendo allora la trasmissione. Sto prendendo in giro, Arturo, perché se adesso vai avanti col discorso insieme a Diego, perché io penso di aver fatto il mio dovere leggendovi come mai certi prodotti in certe province, certe regioni in certe no, ma il prodotto è sempre quello o no? Parla anche politicamente, Arturo, politicamente, che questa radio non fa eccezioni, ti fa parlare liberamente e dire come la pensi e come vuoi. A voi due la parola è andata avanti fino alla fine, vai. Ma Luigi, io posso solo, poi lascio volentieri la parola ad Arturo Calligaro. Ricordiamo che il prezzo di un bene, in questo caso hai parlato di benzina o comunque di gasolio, di carburanti, che ormai fanno parte, potremmo definire che fanno parte del paniere, cioè di quello che noi consumiamo ogni giorno, come il pane che tu hai menzionato giustamente. Il prezzo di un bene ormai sociale e comune è determinato da un rapporto tra la domanda e l'offerta. La domanda, quindi più c'è domanda più il prezzo può salire ma può anche scendere ed è anche determinato in questo caso da chi vuole speculare su questo equilibrio tra domanda ed offerta. Ecco perché insomma trovi delle grandi differenze, anch'io ne noto delle differenze tra i vari stati europei, ma anche tra le varie regioni italiane. E poi mettiamoci il caso, e poi chi fa politica lo sa meglio di me, che comunque anche gli enti locali, in questo caso i comuni, le province, anche le regioni, hanno, chiamiamolo tra virgolette, potere di contrattuare, potere contrattuale per questo tipo di cosa, in base a delle convenzioni che fanno con i trasportatori e con i produttori. E lascio poi la parola ad Arturo, che può anche correggermi, ma tanto insomma io lascio volentieri perché giustamente tu hai aperto il discorso più politico. Prego. Sì, ciao Diego. Ciao. Quello che hai detto tu è esattissimo. Però dobbiamo considerare l'effettivo prezzo del gasolio, perché quello che noi paghiamo alla pompa del gasolio e della benzina non è il prezzo reale, quello determinato dal mercato, ma un prezzo politico, perché la materia prima, lo sappiamo benissimo, e sono le battaglie che aveva fatto la Lega agli inizi, no? Delle tasse e delle accise sulle automobili, sui carburanti.
se noi togliessimo la tassazione ai carburanti, i carburanti costerebbero meno di €1, per cui e sarebbe effettivamente la libera concorrenza tra le case produttrici che hanno in mano le raffinerie a giocarsi il mercato, mentre così è un mercato un po' contraffatto dal fatto che ci sia una imposizione fiscale elevatissima. L'Italia si regge quasi principalmente sulle accise, sulle tasse sui carburanti e sui combustibili, per cui se noi in una società liberale non condizionassimo con l'imposizione fiscale la vendita dei carburanti, avremo veramente la competizione, no? Tra le case produttrici e tra vari sistemi di locomozione, quindi in qualche modo ci sarebbe un mercato. E anche per l'energia elettrica ci sarebbe la possibilità, se togliessimo dalla bolletta tutte le tasse, di pagare effettivamente il costo del carburante. In questa realtà noi subiamo il fatto che non è un prezzo di mercato quello che noi andiamo a pagare alla pompa, mentre dobbiamo considerare che le politiche, l'ideologia green condiziona e lo condiziona tramite il prezzo, no? Il fatto che il comune debba fare la colonnina a me che ho la macchina elettrica con i soldi della comunità non sta molto bene. Se io voglio una macchina elettrica, allora vado dal privato a rifornirmi, quindi nelle aree di servizio come faccio io che ho la macchina a gasolio, oppure mi metto il contatore sotto casa mia. Ma non devo avvantaggiare una forma di mobilità grazie alla fiscalità o varie agevolazioni, col fatto che hai parcheggi riservati, hai le colonnine che tolgono parcheggi nelle città, e sovente questi parcheggi sono sempre vuoti e quindi in qualche modo dovrebbe essere anche in questo caso il mercato. Io comune, se tu vuoi la macchina elettrica, ti assumi gli onori, vuoi fare l'ambientalista, quindi usare la macchina elettrica perché sei più sensibile di me, tra virgolette, alla tutela dell'ambiente. Poi è un ragionamento che andremo a vedere, perché alla fine del percorso ecologico, la produzione, lo smaltimento delle batterie, tutto quanto, se il bilancio ambientale è positivo o negativo anche per l'auto elettrica. Per cui sono considerazioni ideali, ovviamente. Poi viviamo nella realtà dove c'è la politica che condiziona l'economia, come quasi un paese socialista, no? Perché noi vediamo la Fiat è stata sempre sostenuta dallo Stato, quindi anche lì non c'era una libera concorrenza effettiva. E quindi sono tutte considerazioni che vanno poste. La classe politica può fare molto, e quello che noi vorremmo sollecitare i nostri politici a cercare di approfondire l'argomento, di conoscerlo meglio e farsi guidare dai problemi tecnici, no? E non da condizionamenti ideologici, mentre succede il contrario. Quindi tutti i comuni, per il fatto che hanno ricevuto da questa Europa dei finanziamenti con i soldi di tutti, perché i finanziamenti dall'Europa non è una macchinetta che genera soldi, ma con le nostre tasse l'Europa dà ai comuni soldi per creare gli spazi, le colonnine, quindi gli impianti e tutto quanto. Lo vediamo un po' come la fibra, rimanendo nel tema dell'automobile delle nostre città. Abbiamo le città devastate, l'asfalto devastato da chi ha fatto la fibra, perché i rattoppi stranamente poi o saltano, lasciano delle buche. Abbiamo, almeno nei nostri comuni, le strade rovinate. Ma perché? Perché sono state create delle leggi apposta per cercare di incentivare la fibra, quindi anche le imprese che le realizzano, poi alla fine, e io lo vedo in comune, non possono neanche essere condizionate a rifare l'asfalto. Loro devono rattoppare solo quel pezzo, la belle meglio, no?
e quindi i nostri comuni si trovano poi a dover sopperire ad altre spese per ripristinare i tappetini di usura delle strade. E questo è un altro ragionamento. Purtroppo viviamo, almeno nella nostra società, non siamo ancora l'Argentina di Milei che ha buttato via tutta la burocrazia e quindi si basa su leggi scientifiche, tecniche, che portano a un vantaggio a tutti, non solo ad alcuni. Viviamo in un paese dove veniamo condizionati da scelte ideologiche. L'auto elettrica è la più grossa, a mio giudizio, bufala, la ritengo così, perché attualmente, e lo dici tu, lo ricordi sempre tu, non ci sono le tecnologie per immagazzinare in tempi brevi e avere molta autonomia dell'automobile. È come se io avessi un'automobile, io prendo quello che racconti tu sempre, che spieghi esattamente, il 70% della mia automobile fosse il serbatoio del gasolio e della benzina, perché come dici tu la macchina elettrica è esclusivamente batteria, no? È tutto un posto da batteria, per cui per me non è ancora sostenibile, non ci sono le tecnologie che possano rendere concorrenziale l'auto elettrica e quindi tutte le politiche che vengono fatte di incentivo le paghiamo tutti noi. Certo. No, ma giustamente io ricordiamolo anche a chi gentilmente ci ascolta, che è una tecnologia che tra l'altro è nata più di 100 anni fa, ma che è stata scoperta dai politici, scoperta e patrocinata e promossa e sponsorizzata dalla Comunità Europea con questa etichetta del Green Deal che tu hai giustamente menzionato. Ecco, da un punto di vista tecnologico io non mi sento di dire a chi ci ascolta, ecco, come hai detto tu, vuoi la macchina elettrica perché vuoi capire come gira, come funziona, ma c'è gente che ha dovuto cambiare proprio quasi stile di vita, perché giustamente devi cambiare delle cose nella casa, se vuoi la tua ricarica, a livello sociale non trovi, a livello pubblico non trovi punti di ricarica, sei costretto ad appoggiarti ai vari punti autostradali, è un disastro, potrei proprio dirlo, è un disastro, non ci sarebbe neanche motivo di farle le auto elettriche. In effetti ultimamente vedo che i costruttori che noi anche come mio gruppo industriale appoggiamo, i costruttori sono sempre più indirizzati. Pronto? Sì, io ci sono. Sì. Sono sempre più indirizzati e anche la Comunità Europea se ne stanno rendendo conto che vietare i vecchi propulsori dal 2035 comincia a essere una cosa campata per aria, per cui insomma quindi in mancanza di una struttura così non ha senso parlare di grandi numeri e non ci sono i grandi numeri. Ultimamente anche il maggiore produttore, che è la Tesla, comunque si è visto anche per le politiche che stanno facendo in America e che succede in tutto il mondo, e bisogna far capire a chi ci ascolta che quello che tu giustamente hai detto alla colonnina, ma è il riflesso di quello che succede a livello internazionale, perché noi in Italia produciamo poca elettricità per le auto e quindi già noi siamo destinati a comprare energia da altre nazioni. Quindi voglio dire, i numeri sono bassi, gli ordini sono alti, ma poi la gente poi trasforma i contratti dell'auto elettrica in un'auto ibrida, ecco, almeno fino ad oggi. Ci sono delle cose in itinere, delle cose in arrivo, ma mi sento di dire a chi ci ascolta, poi ti lascio la parola così, stiamo a vedere, ecco. Prego. Sì, giustamente non è ancora il momento, perché come ricordi sovente tu, se producessimo la corrente tutta in Italia e non avessimo sofferenze nella fornitura, avessimo le centrali atomiche, quelle con l'energia atomica che non impattano sull'ambiente, il ragionamento potrebbe anche filare. Io ti incentivo perché
consumo energia prodotta non da fonti fossili, quindi il percorso dell'auto elettrica dovrebbe essere quello di rinunciare alle fonti fossili, però questa energia dovremmo produrla. Certo. Spero che Luigi abbia ascoltato, sia qualcosa che... Luigi, sì, voi state dicendo le cose giuste, però io ho fatto una domanda. A chi bisogna rivolgersi per creare a Torino, me lo sapete voi due, 800 punti di ricarica? Dove li possono fare? Con chi? Cioè, come si fanno per la ricarica delle auto elettriche? Perché adesso siamo nel 2026, ci stiamo avvicinando o no a quel famoso periodo dove dovranno essere tutte elettriche? Date una risposta, che stiamo quasi per chiudere, andate avanti. Te la do io, poi è una risposta provocatoria che insomma è anche per sorridere, perché mi sento all'inizio dell'anno. Ci dobbiamo rivolgere al nuovo sindaco di Torino. Poi Arturo potrà... Basta. E con questo... Questa è la mia... No, giustamente bisogna rivolgersi agli amministratori delle città. Io la vedo dura, no, questo obiettivo e il modo da raggiungere, e sono preoccupato perché se arriva un altro sindaco, come si presuppone, della stessa parte politica e che abbraccia questa ideologia, cosa farà? Toglierà tutti i parcheggi nelle strade e metterà una sfilza di colonnine elettriche dove possono sostare le macchine elettriche, e il problema sarà di chi possiede anche nelle periferie un'autovettura che già adesso stenta a trovare parcheggio e che dovrà, dopo torto collo, comprarsi il box, affittare un box, quindi andare incontro a un incremento di spese per la gestione dell'autovettura. Ed è l'obiettivo, a mio giudizio, non palese, ma quello subdolo delle amministrazioni di sinistra: fare la guerra all'automobile. Allora, l'auto elettrica è un modo per i sindaci di una certa colorazione politica per fare la guerra alle automobili. Allora, hanno deciso nelle grosse città, e lo vediamo anche Milano, non solo Torino, di fare la guerra al traffico privato. Per cui questo è un grimaldello che gli dà l'ideologia, che gli dà l'Europa e che in qualche parte dà il governo per poter fare questa guerra, gli dà le armi. E io la vedo in questo modo, quindi troveranno il modo di raggiungere questo obiettivo che citavi tu, Luigi, penalizzando chi usa l'automobile nelle nostre città. E questa è l'unica risposta. Chi usa l'automobile nelle nostre città dovrà cercarsi parcheggi a pagamento, comprarsi un garage o rinunciare all'uso dell'automobile, perché molta gente ha l'autovettura e ha un bilancio molto risicato e adesso tiene l'automobile 20 anni, quindi c'ha magari il vecchio gasolio di 20 e passa anni, no? E questo elemento del fatto di non trovare parcheggio darà un'altra mazzata e questi signori non avranno più la possibilità, diventerà un lusso avere un'autovettura. Bisognerà avere tanti soldi e comprarsi la macchina elettrica, come la politica della sinistra, no? Che favorisce gli abitanti dei centri storici, delle ZTL, che hanno disponibilità finanziaria. Oramai la sinistra, anziché difendere gli operai, chi non raggiunge fine mese o chi stenta, favorisce chi può comprarsi l'auto, la Tesla, da 40-50 mila euro, come la famiglia ha fatto gli anni, altrimenti deve, torto collo, usare i pullman e lasciare solo le strade e le città all'uso dell'automobile dei ricchi, no? Io la leggo in questa chiave politica. Penso di averti risposto, Luigi. Ma siamo arrivati purtroppo in chiusura, ma una cosa, prossima settimana voi due dovete disporre un discorso. Allora, mettiamo il caso che parliamo di
non guardiamo se di destra, di sinistra, di centro il sindaco. In un comune danno l'opportunità ai cittadini di avere una carica elettrica in casa pagata, di ridotta e tutto. Ma siccome in una città come Torino arrivano, mi pare, forse io nella mia ignoranza, che ogni giorno arrivino 30, 40, 50 mila persone in città per un motivo o per l'altro, ma questi signori, se dovessero ricaricare o rimettere a posto la macchina, dove vanno? Vengono a casa tua a dire: architetto, mi fa caricare la macchina, oppure è una cazzata? No, è una cosa che voglio che voi discutiate prossimamente, cioè i sindaci diranno ai cittadini: ok, fate tutto, vi diamo dei soldi anticipati, eccetera, ma il pubblico, parliamo di macchine come pubblico, non come servizio privato. O sto sbagliando? Dai, siamo in chiusura, vai. No, Luigi, hai detto una cosa che mi dà occasione di sviluppare proprio la prossima settimana, o quando tu mi chiami, quando tu vuoi. Bisogna fare dei progetti proprio strutturali, ecco, mi sento dire quello per rispondere a questa domanda che mi hai posto, che ci hai posto. Progetti proprio strutturali belli pesanti. Basta. Perfetto, parliamo poi. Perfetto. Allora Arturo, anche tu, guarda che siamo in chiusura, sennò poi Natalia si arrabbia, perché c'è anche gente dopo di noi che è importante. Comunque allora, io vi ringrazio ragazzi di aver partecipato. Salutate pure che chiudiamo. Sì, saluto chiaramente prima te, carissimo amico e collega Luigi Sinatora, per quello che è passato, e ti faccio i migliori auguri per il 2026, un abbraccio fraterno e un saluto caro ai radioascoltatori di Radio Libertà. A presto. Grazie. Anch'io auguro una buona giornata agli ascoltatori e li ringrazio della pazienza e dell'interesse che ci hanno dedicato. Un abbraccio a te Diego e Luigi e un ringraziamento alla nostra stupenda radio. Buona giornata a tutti. Grazie, anche io ringrazio Radio Libertà, Natalia che ci presenta e ci aiuta, e ricordate che se volete collegarvi con noi 328 0715 232, qualunque tipo di problema vogliate discutere lo presentate, lo trattate, e poi noi con i personaggi che, come vi faccio sentire in radio, vi faccio dare le risposte da persone serie, competenti e abili. Quindi il nostro motto, che è quello che serve per tutti, è: meglio perdere un attimo per la vita che perdere la vita per un attimo. A voi studio e grazie ancora a Radio Libertà. Ci sentiamo sabato prossimo alle ore 11.